Tifosi del Napoli, preparatevi, perché quello che sto per dirvi è semplicemente surreale. Una notizia bomba è appena arrivata direttamente dalla Turchia e sta scuotendo in retroscena della nostra amata Napoli. Sì, tenetevi forte, secondo le informazioni del quotidiano turco Sabah. Il Galatasaray ha appena concluso un accordo con il Napoli per il trasferimento di niente meno che Victor Osimhen. Proprio così, il futuro del nostro bomber, già circondato da incertezze, potrebbe essere molto vicino a un finale del tutto inaspettato. E naturalmente, prima di raccontarti i dettagli di questa gigantesca vicenda, metti un like. Iscriviti al canale e attiva il campanellino, perché qui sarai sempre aggiornato sulle ultime novità del mercato. E guarda, la situazione è seria, credimi. Il Galatasaray non scherza. Dopo giorni, settimane, forse mesi di attesa per una decisione dell'attaccante, il club di Istanbul ha perso la pazienza. Proprio così. I dirigenti turchi hanno deciso di prendere una decisione definitiva e hanno presentato un ultimatum diretto a Osimhen. O accetta la proposta adesso, o loro vanno avanti e cercano un altro nome sul mercato. E il dettaglio più scioccante. Secondo Sabah, l'accordo con il Napoli è già stato concluso, tutto è pronto. Manca solo la risposta del giocatore. La clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida per i club stranieri fino al 15 luglio, è in pieno vigore. In altre parole, se il Galatasaray lo desidera, può concludere l'affare senza ulteriori complicazioni. Ma ha bisogno della decisione di Osimhen, e ne ha bisogno adesso. E c'è di più, la pressione dei turchi ha perfettamente senso. Il Galatasaray sta mettendo insieme una squadra forte, di alto livello, per lottare duramente nella prossima edizione della Champions League. E non può più aspettare indefinitamente una risposta dall'attaccante. Vogliono chiudere la rosa il prima possibile, pianificare la stagione e garantire che il gruppo sia completo per affrontare le sfide che lo attendono. Per questo motivo, l'incontro finale, già fissato per quando Osimhen tornerà dalle vacanze, sarà definitivo. O sì, o no. Ma non ci sono più vie di mezzo. Ora, tifoso, voglio sapere, e voglio saperlo molto. Cosa ne pensi di tutto questo? Pensi che abbia senso che il Napoli accetti questo accordo con il Galatasaray? Secondo te, Osimhen dovrebbe accettare questa proposta e trasferirsi in Turchia? O credi che dovrebbe aspettare una proposta da un altro gigante europeo, come il PSG, il Chelsea o anche dalla Premier League? Rispondimi qui nei commenti. Sono molto curioso di conoscere la tua opinione e sono sicuro che anche tutta la comunità del Napoli voglia discutere di questo argomento. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento bollente, non dimenticare di lasciare un super grazie, che rafforza molto il nostro lavoro e aiuta questo canale a continuare a portare informazioni esclusive per voi. Forza Napoli!